Allora Matte, qua inizia la nostra avventura. Questa avventura in verità è iniziata ieri. C'è qualche tentato suicidio oggi. Qualcuno ci è caduto Sta rotto male. dalla sedia, però siamo in attesa del volo, affamati, ma contenti, molto contenti. Tempo, ho fatto un po' di bambini. Cosa ci racconti? Siamo venuti a scegliere le pietre Per fare il per fare un po' di pavimento. piastrellato. Adesso ci stiamo facendo le loro proposte. Adesso vediamo cosa... il preventivo. Vogliamo fare una cosa del genere. L'idea era quella, sai, spiega tutto perché no. Prima di entrare dentro la camera del santuario del tempio. Per questo loro hanno fatto il lago sacro, dove andiamo a vederlo adesso. موفي على الصابر.
Contratta, Poco, guardare, basta guardare. Anche mio? Magari poco. Erano i suoi sandali, Questo è il cazzendi, sì. no. Mi porto via al lavoro. Licenzia. Bellissimo. Scusi, buon uomo, mi scusi, ma quanto mi costerebbe questa Guardi, riparazione? qua c'è una perdita, chiamiamo il tecnico quanto prima, a Banoa, se no ci fa un conteggio dall'ultima lettura. No, perché la bolletta mi è già arrivata, insomma, abbastanza cara. Guardi, chiedo a Faraone. Secondo me. Diciamo che abbiamo avuto modo di poter testare che la sicurezza in questo paese E prima di tutto, e quindi abbiamo soprattutto scelto la certificazione sia alla guida che anche ai mezzi. Abbiamo scelto appunto il nostro autista. Credo che non abbia forse neanche 11 anni. no, Resta credo che ci sta abbastanza cagando addosso, infatti, poi senza casco qua. Oh, guarda la strada, Salvador. L'anno passato, 2023, di 104 anni. 104 anni. La signora, la bisnonna loro che volava con loro qua, stava con loro dentro la stessa casa. Le case loro sono grandissime, come voi vedete, 1000 metri quadrati, dove ci sono. Che dire? Italia, uè partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Waka waka, samera mera sanda yuwa, asi sorrafika. Ah, qua mi posso mettere in piedi. Importante soprattutto interpretare e comprendere quelli che sono i segnali che ci sono stati dati nel passato. Qui abbiamo ad esempio Subillone d'Aquila che va appunto a mangiare e a bere in compagnia. E la compagnia qua La compagnia qua. è importante. Ecco, siamo dentro la piramide, chissà che cosa avremo scoperto. Probabilmente una mummia. Dove c'è? Sei Trommendi, vero? Chiedo scusa. Le fisiche sono più intense, sono Trommendi. Chiedo scusa. No, vai.
Oh Miki, ma quindi mi stavi dicendo questo nuovo immobile che avevi intenzione di comprare, quello da restaurare, Allora, ricordami. praticamente ho trovato questo appezzamento di terreno Grande? abbastanza modesto, non particolarmente grande. Basta fare qualche ritocchino, un 110 e praticamente abbiamo poi insomma, ecco. basta rifare la facciata. Ah, ok. Poi Qualche finestra, dici qua là. gli infissi, anche perché devo aumentare la classe energetica. Ok. perché, Bene. diciamo, al catasto è stato ritrovato, diciamo, la documentazione, ma è un po' vecchiotta. Ok. No, però dai, un bell'immobile, una bella struttura, Sì, c'è un ma- altissimo potenziale, Al sì. comune abbiamo fatto un accesso agli atti, abbiamo controllato la documentazione, tutto sommato. Facciamo il cappotto anche, perché qua... Qua credo che il cappotto sia da fare. Va bene, Sia da va fare, bene. Poi insomma, Vabbè, dentro, poi riscaldamento non c'è bisogno. mi inviti per un barbecue poi una volta che finisci? Guarda, non c'è la canna fumaria però. No, Dobbiamo no. fare in giardino. No. Guarda il giardino. Non vengo più, non vengo più. Vabbè. No, Il no. giardino, 2 o 3 gazebo. Qua, insomma. No, non vengo più, Miki, mi dispiace. Ma già sì. Non vengo più. Mamma mia. Con i nuraghe. Siamo super bravi. Questo è una roghetta di nuraghe. Bestio de sale. Non l'hanno mai mosso da qua. Boh. Lui l'ha vista per trascinare tutto questo peso, sempre del basso fino all'alto. Facevano il terzo piano, sistemavano tutti questi punti dietro. No. No. Là no. Là che mi si è piegando a culo. Ma per le foto sono tutti sì, che quindi questa cazzo de bestietta. Ci devo Un cazzotto all'animale e lo ribalta. Guardate. Io un dito nell'occhio lo voglio vedere come. Siete molesti siete. Ciao Toguro. Siete un popolo decisamente sta cazzo, lo sapete? Ho gli amici. Ho gli amici, davvero. Non va a muoverci, mica. Ci stanno seguendo a dromedari. No. No. Vedi? No, bene. Guardati. Oh. Che animale è? Fanno cazzo di... Minchia, mo lo sport. Fantastico. Senti che verso che fa. Però, boh, da animali stupidi sto cammello. No, a me piace. Oh, ma anche morranta tutto. È bellissimo, meglio di lui. Vabbè, ma guarda... La faccio per simpatica, però... Allora, Matte, siamo qui a vedere le piramidi. Sì. È quasi, insomma, questo è il nostro penultimo giorno di viaggio. Purtroppo sì. Cosa ne pensi di questo viaggio? Cosa vogliamo dire? Allora, per me è la prima volta in Africa e per te è la prima volta fuori dall'Europa. Esattamente, sì. Eh, Diciamo che avevo un po' di timore per quelle che erano appunto le diversità e soprattutto le ore di volo, ma devo dire che mi sono ricreduto in tutto. Anche il cibo dal mio profilo è stato, insomma, non troppo complesso, ma soprattutto, insomma, il discorso relativo alla povertà che purtroppo recepisci in ogni angolo di questo paese, sicuramente, insomma, ci metterà nelle condizioni di rientrare a casa con qualche interrogativo in più, quello di per certo, anche perché noi tra virgolette abbiamo vissuto una condizione quasi di lusso anche lì nel battello, e lasciare del cibo quando poi fuori effettivamente vedi che anche i bambini non hanno, insomma, possibilità di cibarsi, insomma è un pochettino è una realtà triste. un dito sullo stomaco, sì. È una realtà triste, chiaramente si associa il paese spesso e volentieri a quello che può essere magari un Medio Oriente un po' più
un po' più ricco come la Giordania o peggio ancora come magari gli Emirati Arabi, però in realtà questo è un popolo, sì, ovviamente arabo, ma di fatto è in Africa. Sì. Le risorse sono quelle che sono, si alimentano tantissimo con il Nilo, quindi cercano di sfruttarlo sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista idroelettrico. Sicuramente hanno qualche pozzo di petrolio, ma niente di trascendentale, quindi la popolazione si vede che ne soffre, tutto lasciato un po' Anche al caso. una grande disparità, non so poi se è solo una mia percezione, comunque tra quello che è stato l'Egitto e quello che è oggi l'Egitto. Assolutamente, sono due civiltà che non c'entrano nulla fra di loro, però comunque rimane sempre il fascino di questo mix e comunque di quel che era un tempo. Esatto. Però insomma tutto molto bello. Comunque il viaggio insomma è riuscito. Ne è valsa assolutamente la pena e sicuramente insomma si fa rientro arricchiti. Assolutamente. Senza ombra di dubbio. Assolutamente. Se mi fai tu una foto, voglio usare il telefono. Passate la foto, per sopra. Anni, diciamo, va a crescere tipo 5 metri. Però da giovane può essere 1,5 metri, 2 metri. Togliamo l'acqua usando il martello. Questa parte si schiaccia così. Tramordi. No, è proprio bello questo hotel, Sì. Sei pronto col battello? Là no. Là no! Vediamo il battello illuminato come sempre con luci molto discrete, così come nella Tutte a tradizione norma. araba. Però tutte a norma E con quindi, sì, la legge sicuramente- internazionale marittima. Sì, sicuramente saranno anche mezzi elettrici per cercare di contrastare l'inquinamento L'inquinamento. di questo paese che insomma, Ah, dobbiamo andare. Sì, mi sa che metterò il maglioncino. Dopo. من نفس العيال. Giusto. ci sono poco che andava preso su, però non ci hanno coltellati. Siamo ancora, stiamo andando a bere. Piombo non ne abbiamo preso. Andate, potuto, va bene.
stratosferica. Questo bazar in questa città tranquillissima, abbiamo fatto compere, insomma, affari d'oro. Diciamo che abbiamo fatto un po' di acquisti sacrificati, non sono molto ben disposti appunto agli sconti, però ci deschettara. Siamo riusciti anche a concludere un paio di acquisti bellini. Ce l'hanno lanciata nel culo perché non ho trovato le cose dell'altra fabbrica qui a prezzi molto più bassi, quindi avrò la mia statuina di Anubi, secondo me sarà munita di frastimo integrato. Le 7 pieghe d'Egitto gli avevi lanciato. Abbiamo aggiunto l'8ª di piega di Egitto, c'è su frastimo di Matteo, che si passerà tutto. Però e poi servizi di... Però diciamo che è un leggero fastidio dovuto a questi 40 euro di differenza generato dal mio acquisto. Però diciamo che... Ma tu mi domando, ma tutti i portafortuna che vendono? Cioè magazzini? Vista fortuna. Cioè ma basato su portafortuna a me? Devi capire.